Mamma deceduta dopo il parto, la Procura di Treviso ha iscritto nel registro degli indagati 5 tra medici e personale sanitario del reparto di ostetricia ginecologia con l'ipotesi di reato di omicidio colposo. I commissari del PD, membri della commissione antimafia, hanno incontrato prefetto e procuratore. L'appello: nella nostra regione serve una commissione. Spettacolare salvataggio in mare aperto, poco distante da Bibbione, di 2 persone a bordo di una barca in fiamme. È in aumento il consumo di droga tra i giovanissimi nel veneziano, lo rivelano i dati diffusi oggi dalla prefettura. Alla vigilia dell'accordo Italia-Cina sulla nuova via della seta, oltre alle polemiche sui porti, si apre un altro fronte sul versante del commercio agricolo. Dopo una lunga riflessione, i residenti del quartiere Pertini hanno trovato il degno nome per quella che era la piazzetta della vergogna. Grande vittoria degli Orogranata sabato sera contro la capolista Milano, che subisce la prima sconfitta della stagione. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'informazione di Antenna 3 Venezia. E allora lo avete sentito in apertura, c'è la morte della mamma 34enne Francesca Schirinzi, donna di Annone Veneto, perché la Procura di Treviso ha iscritto nel registro degli indagati 5 tra medici e personale sanitario del reparto di ostetricia ginecologia dell'ospedale di Oderzo nel Trevigiano con l'ipotesi di reato di omicidio colposo. Il marito di Francesca si aspetta che dalle indagini emerga cos'è successo davvero quella notte. Quello che mi aspetto io è capire il perché, cosa è successo. Basta. Voglio capire il perché, cosa è successo e se magari poi qualcuno mi dirà se si poteva intervenire diversamente. 5 tra medici e ostetriche iscritti dalla Procura di Treviso nel registro degli indagati con l'accusa di concorso in omicidio colposo. L'autopsia già fissata per domani alle 16. Antonio Giordano, marito di Francesca Schirinzi, la mamma di 34 anni, morta all'ospedale di Oderzo poche ore dopo aver dato alla luce il suo secondo figlio, lascia che l'inchiesta della magistratura faccia il proprio corso. Lo aveva detto dall'inizio, annunciando la denuncia che ha dato il via alle indagini, lo ribadisce ora. Qualcosa in quella sala parto non è andato come doveva. Quando il bambino è nato che aveva 2 giri di cordone attorno, di cui uno anche intorno al collo. Non lo so, io non sono un tecnico, non sono un esperto, però non lo so se dal tracciato si poteva capire o non capire e quindi optare per un altro modo. E anche il fatto che comunque io avevo già visto che prima del parto Francesca aveva delle perdite, ma non erano delle perdite normali secondo me, ripeto, sempre da non intenditore, però erano delle perdite di sangue. L'attacco cardiaco, le manovre rianimatorie, nessun defibrillatore. Effettuare il massaggio cardiaco, la respirazione a bocca dai medici presenti intervenuti sul momento perché erano stati chiamati in emergenza dalle ostetriche, mi è sembrato un qualcosa un po' di strano, cioè quella è una procedura che potrei fare io avendo fatto un corso in bellezza con la Croce Rossa in mezzo alla strada se mi trovo in un incidente stradale, ma in una struttura ospedaliera, in una sala parto di un ospedale mi sembrava un pochettino, cioè, fuori luogo quella procedura. Io sono rimasto un pochettino turbato, più che altro dico, non so, mi sto perdendo qualche passaggio io. Tutto questo, dice, in un contesto in cui ci si ritiene protetti, un ospedale, e seguiti passo passo in un parto non certo d'urgenza. Ma l'avete provocato voi, l'avete indotto voi, tramite l'ossitocina e tramite le stimolazioni appunto dell'utero con lo scollamento, cioè penso che avete la situazione sotto controllo. Se è successo qualcosa mi dovrà dire l'autopsia cosa è successo. Io quello chiedo, voglio sapere cosa è successo e come hanno intervenuto, perché io non lo so. Dopo per bloccare l'emorragia, per quello vorrei capire. Mercoledì, ad accertamenti conclusi, la famiglia riaccompagnerà la salma nel paese d'origine di Francesca, Castrignano del Capo, in provincia di Lecce, dove i funerali dovrebbero svolgersi il sabato prossimo. E si augura che sul caso si faccia presto chiarezza non solo per la famiglia ma anche per i medici e le ostetriche sotto inchiesta. Il direttore generale dell'ULSS 2, Marca Trevigiana, Francesco Benazzi, secondo cui nel corso del confronto con gli ispettori della Regione risulterebbe che le procedure siano state rispettate.
Vogliamo chiarezza sì, perché vogliamo che sia libero il campo da responsabilità mediche o di professionisti, e contemporaneamente vogliamo fare chiarezza anche di fronte alla famiglia, perché siamo anche noi rimasti attoniti di fronte a questo caso. Una giovane mamma che ha perso la vita, 5 operatori dell'ospedale d'Oderzo sotto inchiesta con un'accusa molto pesante. Anche la direzione dell'ULSS 2 si augura che per il bene di tutti si faccia presto chiarezza sulla morte della 34enne Francesca Schirinzi. È un episodio triste, siamo vicini alla famiglia come sono vicino ai miei collaboratori, sono 3 medici e 2 ostetriche che sono persone, professionisti validi che hanno fatto sempre bene il loro lavoro, e c'è la vicinanza anche a loro da parte dell'azienda, da parte mia, proprio per sostenerli, perché provate a immaginare quanto possa essere difficile per uno che fa questo lavoro per passione, cioè il medico, il ginecologo, che è un lavoro difficile, o l'ostetrica, trovarsi in una situazione come questa. Quindi il massimo sostegno nostro e anche il nostro massimo supporto. Sotto inchiesta gli specialisti dell'equipe medica del reparto di ostetricia e ginecologia. Un atto dovuto seguito all'esposto della famiglia. Domani l'autopsia sul corpo di Francesca, affidata al medico legale Antonello Cirnelli e ad altri 2 specialisti, un ginecologo e un anestesista. Presenti anche i periti di parte nominati dalla famiglia e lo zio del marito della 34enne, anche lui medico. Si cercherà di risalire all'effettiva causa del decesso e con essa ad eventuali responsabilità mediche. Nel confronto con gli ispettori della regione non sarebbero emerse anomalie, secondo il direttore dell'ULSS Benazzi. Adesso arriverà la relazione, a noi pare che da questa ispezione sia andato tutto bene, cioè i processi, le procedure sono state tutte rispettate. Voltiamo pagina e torniamo sull'inchiesta per l''ndrangheta in Veneto, perché i commissari del Partito Democratico, membri della Commissione Antimafia, hanno incontrato questa mattina prefetto e procuratore. Abbiamo incontrato intanto il prefetto e il procuratore, il capo della DDA, la quale ci hanno confermato appunto ormai il radicamento delle mafie nel nostro territorio. Di fronte a questo non possiamo girarci dall'altra parte, ma dobbiamo aprire gli occhi, credo, e dobbiamo lavorare sui territori. Dopo le recenti inchieste che hanno portato alla luce la presenza dell''ndrangheta in Veneto, il radicamento della camorra soprattutto nella zona del litorale con l'arresto dell'ormai ex sindaco di Eraclea Mirko Mestre, i commissari del PD membri della Commissione Antimafia hanno voluto incontrare il prefetto Zappalorto e il procuratore Cherchi in mattinata, mentre nel pomeriggio gli abitanti, e non solo, a Eraclea. È evidente che qui l''ndrangheta e nel caso di Eraclea la camorra stanno aggredendo l'economia legale, non sparano, non compiono crimini evidenti contro le persone, questo però non significa che siano meno pericolose. I soldi che provengono dalla droga o da altre attività illecite che inquinano l'economia legale, le imprese di questo territorio rischiano di mettere a repentaglio la democrazia e la convivenza civile. Per questo bisogna accendere un faro. Per questo chiedono una commissione antimafia nella nostra regione, che da tempo viene caldeggiata ma senza esito. Io credo che su questo, proprio per fare un lavoro trasversale che coinvolga tutte le forze sane della società, sia necessario anche istituire nel Veneto una commissione antimafia, nella regione, come c'è in tante altre regioni. Io credo che questo sia un'emergenza e una necessità della nostra regione, non per criminalizzare un territorio, ma per comprenderlo, per capirlo meglio e per parlarne, perché di fronte a questi fenomeni non si può star zitti, ma bisogna iniziare a parlarne con tutti. Torniamo alla cronaca con lo spettacolare salvataggio in mare aperto di 2 persone a bordo di una barca in fiamme. 2 naufraghi sono stati salvati dai vigili del fuoco nel primo pomeriggio di domenica, dopo che la loro imbarcazione aveva preso fuoco 3 chilometri al largo dalla costa tra Bibbione e Lignano. Le 2 persone disperse erano state individuate dall'elicottero Drago 59 del reparto volo di Venezia, al largo dell'imbarcazione andata in fiamme. Un elisoccorritore è stato calato in acqua e ha raggiunto le 2 persone rassicurandole, mentre contemporaneamente intervenivano sul posto l'imbarcazione della Guardia Costiera e dei Vigili del Fuoco di Lignano, che ha preso a bordo i 2 naufraghi. Dopo il primo soccorso, i 2 malcapitati sono stati accompagnati in porto per essere assistiti dal personale sanitario. Ora torniamo sull'incidente mortale avvenuto sabato a Musile di Piave, in cui ha perso la vita un 27enne. Emerge una verità sconcertante.
Non si tratterebbe di un incidente stradale, quello in cui sabato pomeriggio ha perso la vita un 27enne sandonatese. Quello di schiantarsi contro l'albero sarebbe stato un gesto volontario. Le forze dell'ordine infatti hanno trovato una lettera nelle sue tasche, poche righe, per spiegare ad amici e parenti le proprie intenzioni. Impossibile stabilire se uscire in quel determinato punto della strada sia stata una manovra scientifica o una conseguenza della velocità a cui aveva lanciato l'auto della mamma. La dinamica però non gli ha dato scampo. Il ragazzo ha attraversato la strada col piede completamente affondato nell'acceleratore fino a quando l'auto non ha spiccato il volo a bordo strada, per poi finire contro l'albero e rovesciarsi, terminando la corsa sul giardino di una casa, dove solitamente ci sono bambini che giocano. Quel pomeriggio non c'era nessuno. Giorni fa Jessica, una giovane di San Biagio di Callalta nel Trevigiano, aveva fatto la stessa cosa dopo aver mandato un SMS alla cugina con scritto "mi ammazzo", e così ha fatto, schiantandosi con l'auto contro una centralina del gas. L'operazione ora dei carabinieri di Piove di Sacco, che hanno sgominato un'organizzazione di ladri davvero senza scrupoli che hanno agito in tutto il Veneto derubando anziani. Entravano in casa degli anziani fingendosi conoscenti o assistenti sociali, poi mentre uno li distraeva chiacchierando il complice svuotava la casa portando via i soldi, gioielli e bancomat. In un caso ad una 92enne di Veggiano nel Padovano hanno portato via un monile di famiglia a ricordo del defunto marito. Sgominata dai carabinieri di Piove di Sacco una banda di ladri senza scrupoli, in manette Smeralda Gurgevic, 28enne di origine Sinti, residente a Treviso. Obbligo di dimora per 2 complici e indagate altre 3 donne, alcune di loro residenti in un campo rom di paese. Almeno 10 colpi messi a segno in tutto il Veneto: Ceggia nel Veneziano, Vittorio Veneto e Altivole nel Trevigiano, e poi ancora Bassano del Grappa, Schio, Campiglia dei Berici, Veggiano Vigonza e Saonara nel Padovano. Da qui è partita l'indagine. La Ford Fiesta usata dalla banda è stata individuata e seguita per mesi dai carabinieri. Le vittime sempre e solo anziani, preferibilmente se vivevano soli e in abitazioni isolate. Le vittime erano tutte di età superiore agli 80 anni, talune anche affette da problematiche di ordine psicofisico. Quindi attraverso questa attività si è voluto proprio colpire questo tipo di reato particolarmente grave che prevede anche a livello normativo pene esemplari. La tecnica usata era sempre la stessa: 2 donne entravano in azione raggirando gli anziani e derubandoli. L'unico uomo della banda, un 22enne, faceva da autista. In pochi mesi, da settembre 2018 a gennaio 2019, avevano raccimolato un bottino di 25.000 euro. I carabinieri ora cercano di capire se possono essere anche autori di altri furti. Chi li riconoscesse e fosse stato derubato può contattare i carabinieri della stazione di Legnaro. E un 36enne invece di Zelarino è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri di Spinea con l'accusa di aver minacciato anche di morte la moglie e il fratello per farsi consegnare del denaro. Di origini irachene, l'arrestato è già noto alle forze dell'ordine per le sue frequentazioni dell'ambiente della tossicodipendenza locale. I carabinieri hanno accertato che l'uomo non avesse avuto remore ad appropriarsi dei generi alimentari presenti in casa, destinati anche al piccolo di 1 anno, per rivenderli a basso costo e poi così comprarsi la dose. E continuiamo a parlare di droga perché è in aumento il consumo di stupefacenti tra i giovanissimi nel veneziano. A Venezia nel 2018 ci sono state 1087 segnalazioni di assuntori di stupefacenti. Si tratta di un dato in aumento che rispetto all'anno precedente segna un più 5,43%. Se si sommano le segnalazioni di assuntori dai 15 ai 24 anni, il numero arriva a 535. Ciò vuol dire che più della metà dei consumatori di stupefacenti è giovane o giovanissima. La prefettura ha infatti evidenziato un costante incremento delle segnalazioni, con connotazioni preoccupanti per quanto riguarda il consumo di sostanze chimiche sintetiche, anche se i più utilizzati rimangono i cannabinoidi, e per la tendenza all'abbassamento dell'età dei ragazzi. La preoccupazione che non mi stupisce e la sottovalutazione che c'è dell'uso e dell'abuso di sostanze stupefacenti che nel passato suscitavano preoccupazione, emergenza da parte delle famiglie, delle istituzioni, eccetera, che adesso invece vengono assolutamente non solo sottovalutate, forse nemmeno valutate. L'adolescente si approccia al mondo dello spacciatore, di tutto quello che è il mondo dello spaccio, con estrema
superficialità. Per quanto riguarda i giovanissimi, a destare altrettanta preoccupazione sono anche i casi di bullismo che emergono nelle scuole veneziane, 6 quelli segnalati dall'inizio dell'anno scolastico. Ancora più delicato il tema del cyberbullismo, già prima dei 13 anni si trascorre parecchio tempo su internet e sui social network. Il mondo di internet doveva in qualche modo migliorare la nostra vita, perché era uno strumento che poteva migliorare la conoscenza, ma anche dei modi di essere e comportamenti analoghi che andavano delegittimati, invece è diventato un megafono e un amplificatore dei comportamenti anche più negativi presenti a tutt'oggi nel tessuto sociale. Ci fermiamo per qualche istante, naturalmente rimanete con noi. Di nuovo in diretta con il telegiornale di Antenna 3 Venezia, riprendiamo parlando della cosiddetta nuova via della seta, perché alla vigilia dell'accordo Italia-Cina, oltre alle polemiche sui porti, si apre un altro fronte sul versante del commercio agricolo. Un accordo che non riguarda l'agricoltura non è possibile, l'agricoltura è il settore primario e va messa al primo posto. Mele, pere e uva da tavola vietate in Cina, che non ne permette l'ingresso a causa delle barriere commerciali ancora presenti per le nostre produzioni. Alla vigilia dell'accordo sulla nuova via della seta, che sta già facendo discutere parecchio per l'interesse dello Stato asiatico nei confronti dei porti italiani, per il quale a Venezia si sono già levate le voci critiche del presidente Zaia e del sindaco Brugnaro, la Coldiretti veneziana mette sul piatto un'altra questione. La nostra denuncia è il fatto di vedere le nostre esportazioni bloccate verso la Cina, soprattutto per quello che riguarda l'ortofrutta, mentre la Cina è libera di importare. Da un'analisi fatta da Coldiretti dal punto di vista nazionale, l'Italia è in forte svantaggio per quello che riguarda l'importazione e l'esportazione, con un meno 35% rispetto ai prodotti che noi importiamo contro quelli che riusciamo a esportare. Nonostante questo noi importiamo tantissimo dalla Cina. Sì, tanto, anche gli stessi prodotti che a noi vengono inibiti, di cui viene appunto bloccata l'esportazione in Cina, è permesso invece che la Cina possa importare in Italia questi stessi prodotti. In Cina possono essere esportati unicamente kiwi e agrumi, peraltro sbloccati solo recentemente. Il blocco è giustificato dallo Stato asiatico con motivi fitosanitari che per l'Associazione dei coltivatori non hanno ragion d'essere. L'Italia è al primo posto nel mondo per la sanità di quello che commercia a livello agroalimentare, invece la Cina, al contrario, è al secondo posto per gli allarmi che sono scattati a livello di sicurezza agroalimentare nel mondo. Una situazione totalmente paradossale per la quale viene chiesto un cambio di marcia. Non solo la Cina può esportare pere e mele senza importare le nostre, ma si è anche verificata un'invasione di insetti dannosi alla coltivazione di provenienza più o meno diretta dalla Cina. E ora parliamo delle Olimpiadi invernali 2026, Cortina, Milano, perché si è compiuto un passo importante sulla strada dell'assegnazione a Veneto e Lombardia di questi giochi. Il 1° di aprile la commissione di valutazione del CIO sarà infatti in Laguna. L'appuntamento è stato fissato al Palazzo Grandi Stazioni a Venezia, dunque a pochi passi dalla stazione ferroviaria di Santa Lucia, dove saranno presenti presidente, membro romeno del CIO, direttore per le candidature olimpiche, oltre al presidente del CONI e membro CIO Giovanni Malagò, al padrone di casa il governatore Luca Zaia e al sindaco di Cortina Gianpietro Ghedina, quindi un appuntamento importante e concreto sulla strada verso i giochi invernali. E ora torniamo in strada tra la gente al quartiere Pertini. Dopo una lunga riflessione i residenti hanno finalmente trovato il degno nome per quella che era la piazzetta della vergogna. A pochi giorni dall'inaugurazione ufficiale della piazzetta di quartiere Pertini a Mestre, ora completamente rinnovata ma a lungo lasciata in stato pietoso, i residenti hanno finalmente trovato il degno nome, che va a sostituire questa volta in maniera ufficiale la denominazione utilizzata finora di piazzetta della vergogna. Abbiamo fatto una grande assemblea e abbiamo sentito i residenti del quartiere, i quali si sono espressi primo per un nome femminile, visto che non ce n'era neanche uno, e questo ci fa anche piacere. Secondo, hanno così tirato fuori dal cappello
due nomi estremamente importanti. Al voto infatti sono andate la scrittrice Alda Merini e l'astrofisica divulgatrice Margherita Hack. Hanno scelto la Merini. Il tutto abbiamo raccolto e fatto un verbale di assemblea, lo abbiamo portato in comune all'assessorato della Mar Paola e aspettiamo adesso che venga rettificato in comune. Ma come mai la scelta è ricaduta proprio su Alda Merini? Qui ci sono parecchi poeti, non me l'aspettavo, molti erano estremamente informati sulla Merini, alcuni erano proprio pronti anche con alcune poesie, cosa ci ha fatto molto piacere, vuol dire che insomma anche questo quartiere ha delle eccellenze in campo, in questo caso poetico. E ora torniamo sul caso del piccolo Joe, il bimbo di Piazzola sul Brenta che ha bisogno di un costoso intervento alla gamba. In un mese sono stati raccolti, anche grazie soprattutto a voi, più di 250.000 euro. Sentiamo. Aiutateci a realizzare questo sogno di nostro figlio di poter correre come tutti gli altri bambini con le sue gambe, di poter appoggiare entrambi i piedi a terra e di poter piegare il suo ginocchio, e questa cosa sarà possibile solo grazie a voi e all'intervento che potrà fare solo in America. Un mese fa esatto, era il 18 febbraio scorso quando abbiamo trasmesso per la prima volta l'appello di Erika Molinarolo, la mamma del piccolo Joe, che chiedeva aiuto attraverso le nostre telecamere per raccogliere fondi necessari alla costosissima operazione cui il suo bambino deve essere sottoposto. Un intervento che può essere fatto solo in Florida per permettere a Giovanni di correre e camminare con la sua inseparabile sorellina Miriam e i suoi amici. Il gruppo Media Nord-Est ha accolto e supportato sin da subito la richiesta di questa famiglia di Piazzola sul Brenta. In un mese, notizia fresca di poche ore fa, si è superata quota 250.000 e tantissime le iniziative di solidarietà che voi telespettatori da tutto il Veneto state mettendo in atto per il nostro piccolo Joe. I 400.000 sono sempre più vicini grazie al vostro aiuto e, come abbiamo detto tante volte e non ci stanchiamo di ripetere, insieme continuiamo questo splendido cammino mano nella mano. Insieme aiutiamo il piccolo Joe. Cambiamo pagina, veniamo al basket perché c'è da registrare la strepitosa vittoria oro-granata sabato sera contro Milano. Dopo la delusione dell'ultima partita di Champions League, l'Umana Reyer ha tirato fuori la grinta che la caratterizza, dando prova di grande solidità e battendo la capolista Milano, la prima sconfitta della stagione, 86-87 sul parquet avversario. Una vittoria importante per tanti motivi diversi, prima di tutto perché viene contro Milano, che naturalmente resta la squadra più forte di questo campionato, però è una vittoria che ci dà molta autostima, perché siamo stati comunque competitivi nonostante una partenza molto difficile, una partenza titubante, invece poi siamo stati molto bravi a girare l'inerzia anche alternando molto le difese, ma soprattutto andando a colpire quelli che pensavamo fossero i punti deboli di Milano, ma giocando una partita strutturata in attacco. Abbiamo giocato una partita che volevamo, una bella partita solida e che dopo l'eliminazione della Coppa cercavamo, perché è la dimostrazione che purtroppo si può sbagliare una partita, ma la squadra è stata, anche nonostante una partenza difficile contro una squadra così forte, non si è mai disunita. Devo essere onesto che questo è un po' il nostro DNA da sempre, almeno insomma da quando ci sono. La nostra programmazione questa sera dopo i telegiornali a 20:10, ospite in studio sarà il sindaco di Treviso Mario Conte, mentre questa sera alle 21:15 su Antenna 3 torna Ring, flat tax per tutti e litigano ancora. Questa sera alle 21:15 parleremo di attualità, autonomia, proposte fiscali dal governo per la nuova flat tax per tutti fino a
65.000 euro e ombre cinesi a poche ore dalla firma con il presidente cinese. In studio col nostro Ferdinando Avarino ci saranno Jacopo Berti del Movimento 5 Stelle, Graziano Azzalin del PD, Roberto Ciambetti della Lega e Vincenzo Marinese, presidente di Confindustria Venezia e Rovigo. È tutto per questa sera, il TG di Venezia torna naturalmente domani, io vi lascio alle previsioni del tempo, arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Dopo un breve passaggio instabile che a dire il vero ci voleva per migliorare la situazione di siccità e smog sulle nostre regioni, torna il bel tempo, ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto il tempo sarà in miglioramento, sarà asciutto e stabile ma con cielo spesso coperto. Sarà più soleggiato invece sul Bellunese. Temperature minime tra -3 e 4 gradi, valori massimi compresi invece tra 12 e 13 gradi circa. Anche sul Friuli Venezia Giulia sarà asciutto e stabile, salvo per qualche residuo piovasco al mattino sul Triestino. Il cielo si presenterà molto nuvoloso ma con qualche schiarita a partire dal pomeriggio. Temperature minime tra 2 e 8 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 12 e 14 gradi circa. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Anche qui tornerà a splendere il sole, il cielo sarà al massimo poco nuvoloso un po' su tutti i settori. Temperature minime intorno allo 0, massime sui 14 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.